fare il pass per le Olimpiadi di Parigi. Ovviamente è un sogno che lo hanno tutti. Devo ringraziare per il coordinamento della produzione la nostra responsabile della comunicazione Michela Pellegrini e Tommaso Gregorio Cavallaro per l'aggiornamento del sito in tempo reale. Vedete la presentazione del primo match fuori programma, l'arbitro è il signor Diego Guida, avete visto nella pedana di presentazione i due pugili. All'angolo rosso ci sarà Roberto Boschi della Trieste Pugilato, all'angolo blu invece ci sarà Felix Olaru della pugilistica veronese Luca. Vedete adesso, leggete in sovraimpressione i due atleti che stanno sognando in grande, stanno immaginando il loro futuro quando entreranno con i clamori dell'accoglienza, il sogno di tutti i pugili. Ecco adesso che raggiungono il quadrato, il signor Diego Guida è già sul ring. Ecco che adesso entrano i due pugili, ricordo categoria junior, al limite dei 43 kg, 3 riprese da 2 minuti, il primo match di questa 11° Memorial Enzo Battimelli. 4 match fuori programma, poi ci sarà il confronto fra Italia e Croazia Elite. Ecco, vedete all'angolo blu Felix Olaro inquadrato in questo momento, parterre ricchissimo, avete avuto modo di vedere l'ex campione mondiale Stefano Zoff, ma c'è anche Biagio Chianese, il tecnico della nazionale junior Franco Federici, il maestro Nevio Carbi che sarà premiato. Poi siamo in attesa di avere anche il neocampione italiano dei pesi medi Luca Chiancone. Questo invece, vedete, è Roberto Battimelli che dà gli ultimi consigli al suo giovanissimo Roberto Boschi. Tutto è pronto per l'inizio di questo primo match. Vedete, avete modo di scorgere direttamente voi i personaggi e le personalità presenti a bordo ring. Tante curiosità. Tutto è pronto, suona il gong del primo round. Angolo rosso Roberto Boschi, angolo blu Felix Olaro, pesi 43 kg, prova ad attaccare Roberto Boschi, cerca di fare lui il match, ha messo un bel destro, poi c'è la risposta in doppia combinazione da parte di Boschi all'angolo rosso. Ancora un bel destro-sinistro di Roberto Boschi. Non deve buttarsi avanti, vedete come il signor Diego Guida avverte Felix Olaru. Termine di questo confronto ci sarà la premiazione della squadra vincitrice. Bello questo sinistro lungo di Boschi. Naturalmente si tratta di atleti junior, quindi sono nella loro fase di crescita. Bello anche il sinistro di Olaru che adesso costringe alle corde il suo avversario. Ha uno strano modo di mettere pressioni, inizia ad avvicinarsi, poi sulla cortissima distanza Olaru mette i colpi. Bello adesso questo destro, in questo finale di round Olaru sta facendo più attività, nel senso che sta mettendo più colpi. Adesso si incrociano i sinistri, poi è sempre Olaru che spinge
e costringe adesso all'angolo. Finisce il primo round, un primo round dove Roberto Boschi aveva iniziato con diciamo maggiore precisione, possiamo dire, nei colpi, poi però nel prosieguo del round è stato invece Olaru che ha chiuso la ripresa e ha fatto più attività. In alcuni casi abbiamo visto qualche difficoltà da parte del giovanissimo Boschi ad uscire dalle corde. Almeno questo è quello che abbiamo visto noi qui nel corso della prima ripresa. Vedete, diciamo poco più che ragazzini, quindi non possiamo storcere il naso se qualche colpo arriva con l'interno del guantone, se qualche movimento non è proprio preciso, perché hanno bisogno di crescere e lo debbono fare con grande tranquillità, soprattutto con la grande cura dei rispettivi maestri. È iniziato il secondo round, ancora vedete come Olaru, sebbene lasci inizialmente l'iniziativa al suo avversario, poi però rientra prontamente. Diciamo adesso c'è poca precisione, però c'è maggiore attività da parte di Olaru, sicuramente mette più colpi, non si tratta di colpi pulitissimi, però adesso c'è stata questa bellissima azione in linea da parte di Roberto Boschi, allungato bene i colpi in questo caso, ecco, forse dovrebbe far valere maggiormente il suo allungo. Roberto Boschi invece vedete che è sempre Olaru che con grande grinta mette pochi colpi in fase, diciamo, di copertura il pugile all'angolo rosso Roberto Boschi. Ringraziamo per l'ospitalità il presidente del comitato Friuli Venezia Giulia Francesco Tempo, assente oggi per impegni istituzionali, però stamattina al convegno è stato presente per un saluto. C'è qui con noi, diciamo, l'organizzatore storico del Friuli Alessandro Zuliani, già presidente del comitato Friuli Venezia Giulia. Oggi veramente un personaggio estremamente valido, estremamente preparato, di grande conoscenza anche in campo internazionale. Finisce anche questa seconda ripresa sulla falsariga della prima, non è contento della sua prestazione Roberto Boschi. Dicevamo di Alessandro Zuliani che adesso, dopo la splendida edizione del torneo delle Aquile di appena 20 giorni fa, adesso nello stesso villaggio di Lignano Sabbiadoro ci sarà un'altra attività internazionale che vedrà impegnata Italia e Slovenia, attività di club. Però diciamo questo serve tantissimo, perché giustamente nell'attività internazionale anche qualche incontro scomodo deve essere per forza disputato. Molto spesso succede che maestri, avendo diciamo di fronte avversari per i loro pugili che hanno uno score migliore, cercano sempre di evitare questo confronto. Non dovrebbe essere così, ci auguriamo che diciamo il trend sia invertito. Intanto è iniziata l'ultima ripresa, ancora con Olaru che ha sempre più voglia di avviare e concludere l'azione. Boschi sta cercando di rispondere, però non trova, secondo il mio punto di vista, l'anticipo giusto per mettere a freno l'esuberanza. Bellissimo adesso questo gancio destro, ecco, avete visto, lo ha preparato molto bene. Sicuramente una maggiore qualità nei colpi da parte di Roberto Boschi, però c'è anche
un'azione più continua, incisiva da parte del pugile all'angolo blu. Ultime battute di questo confronto al limite dei 43 kg. Adesso c'è stato un colpo sullo stop da parte di Boschi, poi però un gancio di Olaru era arrivato dietro la nuca, colpo proibito. Ancora un tentativo timido di frenare l'avversario con dei colpi che diciamo, sebbene preparati bene, non sono riusciti a frenare il bel rientro di Olaru. Ancora adesso c'è stato il bel gancio destro da parte di Boschi, poi la bella reazione sul finire di Olaru. Finisce questo terzo ed ultimo round. Sul mio cartellino ho un leggero vantaggio per Felix Olaru, che vedete ora inquadrato, pugile della pugilistica veronese Ruga. Ora aspettiamo il verdetto. Questo era il primo match, avremo 4 match fuori programma. Il quarto match è veramente interessante perché c'è un doppio debutto. Non vi anticipiamo ancora nulla, però è veramente da seguire. Aspettiamo il verdetto. Ecco la programmazione. Ecco il momento della programmazione. Andiamo sul ring. Eccola qua. Quindi è Olaru che vince il primo incontro di questo 11° memorial di Enzo Battimelli. Bravissimi questi